Le immagini che avete visto fino ad ora sono quelle irradiate dai circuiti internazionali. Il nostro inviato Filippo Landi ce ne ha mandate invece delle altre, girate questa mattina dalla troupe del TG3 al confine tra l'Arabia Saudita e il Kuwait. Questa mattina all'alba abbiamo deciso con l'operatore Alberto Calvi di tentare di percorrere tutti i 100 km che separano Alfar al-Batin dal confine kuwaitiano. Superiamo intorno alle 7 del mattino la cittadina di Ruki, che è l'ultimo avamposto saudita prima del confine kuwaitiano. Eccolo. Qui ci sono gli egiziani, questo è l'ultimo posto di blocco. A un posto di blocco precedente ci avevano detto badate a voi stessi, solo questo. I soldati egiziani ci dicono dov'è la strada, ma non c'è poi nulla da fare, dobbiamo tornare indietro. Hanno ricevuto ordini precisi di non far passare nessun giornalista. Qui siamo a poche decine di metri dal confine kuwaitiano. Torniamo indietro e vediamo decine e decine di camion. Questi sono egiziani interrati, pronti a percorrere tutto il terreno che separa la strada, questa strada secondaria, dal confine. Questi sono lanciarazzi, sono appena giunti. Ci avviamo adesso verso l'ultimo avamposto saudita, eccolo. Oltre quel vallo c'è la terra di nessuno, non ci sono più truppe alleate. Aggiriamo il vallo in macchina per poche decine di metri, fermandoci a una piccola casa immediatamente ormai abbandonata. Questi sono i carri armati sauditi disposti lungo il vallo. Ecco, questa è la terra di nessuno. Sono ormai le 8 del mattino. Ecco i carri iracheni. E questa è la prima linea delle forze alleate lungo il confine kuwaitiano. In questo momento non ci sono attacchi da parte delle forze alleate, ma in lontananza si sentono i bombardamenti compiuti dagli elicotteri e dagli aerei. Questa che vedete è la terra di nessuno. Lì in fondo c'è il confine kuwaitiano, oltre quel confine ci sono ancora le forze irachene. Al di là del confine, dice questo capitano, non sappiamo quando, forse stanotte, forse domani, forse dopodomani. I soldati sono infreddoliti. Ha piovuto tutta la notte e questa parte del deserto ormai è ridotto in un pantano. Ci invitano a visitare la loro casa, il loro tank, dove dormono, e anche la loro tenda, dove la mattina vediamo, ecco, fanno colazione, ci invitano a far colazione insieme a loro. Il tè e il pane, che non manca mai alla mattina. Ecco, adesso vediamo il luogo della preghiera. Siamo sulla via del ritorno, scoppia una tempesta di sabbia che nasconde alleati ed avversari. Ecco dunque questo è il pezzo che ci ha mandato il nostro inviato, girato come avete visto in presa diretta a ridosso della guerra, e forse per questo erano ancora più stridenti quelle immagini di normalità, di vita quotidiana come il tè la mattina e la preghiera.